Il progetto europeo FEM Eco Plus punta a creare una comunità di donne imprenditrici e libere professioniste nell'area transfrontaliera tra Friuli Venezia Giulia e Carinzia. Il progetto ha un valore complessivo di 160.000 euro, finanziato nell'ambito del programma Interreg Italia-Austria 2021-27, con il coinvolgimento del GAL Eurolider della Carnia, Open Leader, Gemonese Canal del Ferro e Valcanale, e del distretto austriaco di Hermagor, GAL Region Hermagor. I soggetti promotori del progetto sono la cooperativa Kramas, capofila, il partner austriaco Verein für Bildung und Länder della Carinzia, il Consiglio Sindacale Interregionale Friuli Venezia Giulia Carinzia. Dopo il coinvolgimento di una prima rete di 58 imprenditrici, 41 italiane e 17 austriache, il progetto entra ora in una nuova fase con l'obiettivo di raddoppiare la comunità, arrivando a quota 100 donne, favorendo lo scambio di relazioni, competenze e azioni di supporto al lavoro autonomo femminile nell'area transfrontaliera. Nei prossimi mesi la rete sarà ulteriormente rafforzata con il coinvolgimento di amministratori e amministratrici degli enti locali. Il progetto è sostenuto da una solida base di ricerca, basata sulla raccolta di dati demografici nei due territori e sull'analisi dell'impatto occupazionale previsto nei prossimi 15 anni. Sulle opportunità di occupazione diversificata sul nostro territorio, perché parliamo non solo di contratti dipendenti ma anche di professioni. In entrambi i casi l'amministrazione regionale ha giocato e ha lavorato negli ultimi anni sulla costruzione di un sistema che garantisse in entrambi i casi, quindi sia la libera professione che il lavoro dipendente, la possibilità di aumentare il coinvolgimento delle donne all'interno del mondo del lavoro.